Ci sono persone che, indipendentemente da tutto ciò che devono fare, trovano 5 minuti per te, anche solo per passare a darti un bacio, perché sì, è carina l'emoticon del bacino, ma io avevo voglia di baciarti di persona. Ci sono persone che sono sempre pronte a donarti tutto l'amore che meriti, che vedono la tua meraviglia e ti trattano come l'essere speciale che sei, anche quando tu ti dimentichi di quanto sei straordinario. Persone che scoppiano di gioia semplicemente nel vederti felice. Persone a cui si apre il cuore solo guardandoti mentre sorridi. Persone che ti aiutano a ritornare il diamante che sei. Esistono queste persone, ma molto spesso non riusciamo a incontrarle perché continuiamo a cercarle disperatamente anziché predisporci ad accoglierle. Tutto quest'amore arriva quando mettiamo da parte ciò che pretendiamo e siamo pronti a donarci completamente. Tu, quanto sei disposta a dare? Se ami a metà, se non sei disposta a metterci tutto te stesso, non puoi aspettarti di ricevere un amore che cresca in maniera esponenziale. Ama il doppio, che l'amore di cui ti circondi e che vedi intorno a te non dipende da quello che ti viene dato, ma da ciò che riesci a emanare tu e a costruire attorno a te, amando. Federica, alla grande, un caro abbraccio e ci sentiamo prestissimo per un tuo nuovissimo messaggio. Intanto lasciamo depositare questo bellissimo seme che ci hai dato oggi. Grazie ancora. Grazie a te, a presto. A presto, rimanete in linea che partiamo con la sigla. A tra poco. E andiamo con la diretta del Bosco dei Sogni, Max Ungaro, Radio Gamma 5. Oggi è tornato a trovarci il maestro Zen, così come è stato definito, è stato chiamato il nostro Matteo Beltrame, che è venuto a trovarmi quest'estate, e molti di voi mi hanno scritto chiedendomi anche il suo contatto per conoscerlo e così, ma fondamentalmente non ricordando il nome mi hanno detto chi era quel maestro Zen. Eccolo qui, Matteo Beltrame. Ben arrivato e ben ritrovato, Matteo. Grazie, ciao a tutti e grazie Max per questo nuovo invito. Facciamo una sorta di piccolo bigliettino da visita con cui introdurti a chi magari non c'era, non ti ha ascoltato ospite la volta scorsa. Di cosa un po' ti occupi, anche se spaziamo tantissimo? Sì, Ok. allora ho iniziato la formazione mia con la laurea in scienze motorie. Dopodiché mi sono dedicato a curare l'aspetto fisico della persona sia con la ginnastica sia come consulente posturale, ok? Quindi panca, fit, ginnastica per il mal di schiena, problematiche fisiche di questo tipo. E dopodiché il mio veliero è approdato nel mondo olistico con lo shiatsu, con la radiestesia, con le meditazioni e anche con il tamburo sciamanico. Non dimentichiamo anche l'aspetto delle arti marziali che tu pratichi e insegni. Sì. L'aikido. Consiste in un lottare contro se stessi. In realtà non c'è una lotta neanche contro se stessi, ma c'è una accettazione di quello che siamo, un rendersi conto che possiamo ogni giorno essere migliori e che oggi va benissimo così come siamo. Cari ascoltatori, con Matteo apriamo allora il libro della sua esperienza, del suo percorso, sulle pagine, sui capitoli tamburo sciamanico. Come è avvenuto il tuo incontro con questo strumento anche di ricerca di sé, oltretutto? La prima volta che ho ascoltato un tamburo sciamanico è stato durante una capanna del sudore. Per chi non lo sapesse, la capanna del sudore è un rituale di purificazione degli indiani d'America. Si può chiamare in vari modi, come ad esempio Sweet Lodge o Inipi, a seconda proprio della regione dell'America a cui ci stiamo riferendo. Successivamente tutto cade a fagiolo, per cui mi sono trovato in un seminario a suonare il tamburo, ok, cosa che non mi sarei mai aspettato di dover fare. E sempre in quel seminario poi è nata l'occasione per poter costruire un tamburo. Tra le altre cose vedo che in questo caso specifico non stiamo parlando di un singolo strumento, ma tu oggi hai portato un set vero e proprio.
Sì, ho portato un set perché nel corso del tempo ho sentito la necessità di dover costruire vari tamburi. È stata tipo una chiamata, se vogliamo. Io crescevo, cambiavo internamente e avevo l'esigenza di avere degli strumenti che rispondessero a particolari mie necessità. Ci sono tanti appunto strumenti che nel tempo possiamo avvicinare o che ci avvicinano in questa continua cerca di sé. Matteo ad esempio ci ha portato oggi il tamburo sciamanico, ma come avete sentito è un percorso molto complesso, il suo molto anche completo nel tempo. Quindi lasciamoci un pochino attraversare dalle vibrazioni dello strumento che incontriamo e conosciamo oggi con apertura e accoglienza. È interessante perché come ogni strumento, non necessariamente musicale, magari una disciplina, magari può essere qualsiasi cosa che ci avvicina di più a noi stessi, al nostro sé, diventa un dialogo, nel senso che anche suonando il tamburo con intenzione e con intento diventiamo una cosa sola che dialoga, che trova determinati spunti anche nella realtà. E nel tuo caso specifico, quando ti capita di metterti appunto a riverberare la superficie del tamburo? Allora, il tamburo lo suono, ok, in occasione di determinate cerimonie, soprattutto lo suono quando mi chiama, ovvero sia quando sento dentro di me proprio nascere l'esigenza di sentire il tamburo. O arriva lampante quale tamburo prendere, oppure mi metto in un ascolto più profondo, più centrato e sento quale tamburo si lascia suonare. Ok, a volte serve per liberare la mente, per ritrovare una calma dopo una tempesta. Per riarmonizzare i due Sì, emisferi, anch'io ogni tanto prendo la chitarra e vedo che serve tantissimo. o anche per ripulire l'ambiente, magari non mi rendo conto che sta diventando pesante e al termine della suonata ne percepisco la leggerezza e di conseguenza capisco che prima era pesante. Per tua esperienza, per tuo percorso personale o sentire, la vibrazione del tamburo, in questo senso lo intendiamo come strumento olistico, quindi il tamburo sciamanico, viene spesso accomunato ai battiti del cuore o della madre terra. Che senso di benefici, secondo te, soprattutto apporta in base a questa vibrazione un po' bassa, un po' calda? Allora, il tamburo sicuramente è uno strumento di terra, ma al contempo è uno strumento in grado di farci volare. Questo dipende dal bisogno che abbiamo noi in quel momento. Io penso che lo stesso tamburo suonato dalla stessa persona e ricevuto anche dalla medesima persona dall'altra parte possa portare a due stati completamente diversi. Questo dipende appunto dalla necessità, dal bisogno che c'è di ricevere dall'altra parte. Completo un po' la domanda di prima. Il Sì. tamburo lo suono anche quando durante un trattamento di qualsiasi natura, che può essere shiatsu, che possono essere le costellazioni familiari, il tamburo suona. È successo più di una volta di sentire proprio il dong del tamburo e inizialmente dire ma sì, è un cambiamento di temperatura, è la pelle che si tira, ma nel perpetuarsi di questo richiamo appunto non ho potuto fare a meno che prendere in mano il tamburo, suonarlo e alla fine è il cliente, è la persona che è lì che mi dice che cosa ha fatto il tamburo, quali memorie sono state riportate alla luce, quali nodi sono stati sciolti, quali anche tensioni a livello fisico. Perciò la vibrazione del tamburo ha la capacità anche di entrare soprattutto nella pancia, perché questo è quello che noto nei trattamenti, entrare nella pancia e quindi sciogliere quei nodi, quelle tensioni che magari manualmente sono difficili non da percepire, ma proprio da sgrovigliare. Ok, allora, dato che la curiosità è tanta, quindi lasciamo che il nostro Matteo Beltrame, ci introduca al tamburo sciamanico. Proviamo a fare un bel respiro, a chiudere gli occhi, a lasciarci un po' trasportare. Chissà che magari anche via etere, via radio, vediamo qualcosa comunque apparire o anche una semplice sensazione. A te, Matteo.
Allora, cari ascoltatori, com'è andato questo primo approccio radiofonico, naturalmente, con il suono del tamburo sciamanico? Questo è un po' un percorso che faremo oggi, questo è stato un inizio. Tra l'altro, Matteo, per iniziare mi sembra che hai preso quello più grande, più esteso che hai portato oggi. Sì, e ciascun tamburo è stato costruito con uno scopo preciso, in momenti precisi dell'anno, e questo è il tamburo che per me rappresenta l'amore. Dietro, non so se hai visto, c'è un doppio acchiappasogni, uno dorato e uno argentato, che si intrecciano, uno in senso orario e l'altro in senso antiorario, e rappresentano le due unità maschile e femminile che si armonizzano. Lo stesso nel batacchio ci sono dei colori e una simbologia che riporta all'amore, quindi all'unione di maschile e femminile. È impegnativo accompagnati, si intende costruirsi da sé questo strumento? Costruire un tamburo per me è un viaggio dentro se stessi, non è soltanto il mettersi e fare a livello fisico, ma è proprio intraprendere un viaggio di consapevolezza che ci porta a scoprire degli aspetti del nostro essere di cui prima non eravamo a conoscenza o che non eravamo in grado di mettere a fuoco. E il tamburo inizia, secondo me, fin da subito a parlare, cioè nel momento in cui una persona si iscrive al seminario, il tamburo inizia il suo lavoro. Sì, ne ho la conferma quando incontro le persone, quindi magari un mese prima si prenotano e poi ci vediamo faccia a faccia e c'è questo riscontro, c'è questa sorta di maggiore introspezione avvenuta magari in quel lasso di tempo. La magia del seminario del tamburo è che alla fine ha il suono sentito, ha il suono opportuno per quella persona. Magari inizialmente c'è qualcuno che dice no, non è il mio tamburo, non lo sento, non è così. E poi dicono sì, è proprio lui, lo riconoscono. Ok, quindi è anche un entrare in sintonia con il proprio strumento. C'è una parola che hai usato che mi è risuonata tantissimo, che naturalmente mi piace, ma nella misura in cui lo si fa e c'è comprensione, ed è una comprensione che prima di tutto noi rivolgiamo a noi stessi. Questa parola che hai usato è cambiamento, il percorso del cambiamento. Si può procedere in questo senso se prima non si sono fatti alcuni passi nella conoscenza di sé o si rischia di ripetere un ciclo o un cerchio? Cambiamento. Allora, penso che una persona possa cambiare anche semplicemente scegliendo di scendere con il piede destro piuttosto che con il sinistro dal letto. Già quello è un cambiamento. Che sappia perché lo fa, magari no, se è all'inizio di un percorso. Con il tempo potrebbe anche capire che oggi ho bisogno di appoggiare prima la mia parte maschile piuttosto che la femminile a terra. Magari l'iniziare con un piede potrebbe significare che quella parte, quindi il maschile o il femminile, hanno più bisogno di attenzione. È un cambiamento che avviene nella persona. Ripeto, magari non ne è consapevole, ma è sempre l'inizio. E su un percorso di cambiamento può succedere, dopo vediamo un pochino anche cosa possiamo aggiungere a questo termine cambiamento, un po' che significato anche gli diamo. Su un percorso di cambiamento può essere che la persona veda delle cose che semplicemente prima non vedeva, ma è il percorso che sta facendo, cioè c'era già su, non si trovi a suo agio con quello che adesso vede e quindi inizi un discorso anche di lamentela verso un'esteriorità che prima non si rendeva conto di quanto lo rappresentasse. Può succedere quindi di trovarsi anche in una situazione di lamentela. Sì, anche una sorta di rinnegare la realtà in cui fino a prima si è vissuti. E in questo caso interviene un'altra parola che è l'umiltà. Ok, fino adesso sono stato in questo brodo, non lo posso cambiare dall'oggi al domani, magari in quel brodo ci sono altre persone che finora mi hanno dato tutto e non posso neanche pretendere che quelle persone siano disposte a cambiare. Quindi ognuno va per la sua strada con il legame che è fondamentale, che è sempre l'amore. Guarda, il 576 ci scrive: ho proprio pensato all'amore mentre ascoltavo, grazie Artemisia.
E il 912 tamburo, suono ancestrale. Ah, ecco, il 912 completa. Suono ancestrale pieno di dolcezza accogliente, magico, curativo, bella anima, ciao da Ada. Allora, da questo punto di vista, collegandoci a quello che stavamo un po' cercando di esprimere e di sentire, il messaggio che arriva è più importante del messaggero che ce l'ha dato. Certo che sì. Anche se questo fare più luce su ciò su cui eravamo già come percorso, naturalmente abbiamo detto, almeno inizialmente, è fastidioso, verrebbe da puntare il dito su chi ci ha risvegliato qualcosa. Possiamo dire che questo non vale solo per un discorso individuale, ma anche collettivo? Sì, si parte del solito da se stessi per poi espandersi verso l'esterno, così come la goccia quando cade nell'acqua entra in un punto e poi l'onda diffonde intorno. Quindi si parte da sé a prendere consapevolezza, a cambiare e poi piano piano, a raggiera, si inizia con cerchi sempre più concentrici verso l'esterno a portare questa onda, questo cambiamento. Se c'è disponibilità nell'altro di ascoltare e di mettersi in gioco. Quindi anche in questo senso soffermarsi sulla lamentela non ha molto credito, non ha molta utilità? A volte serve per prendere fiato, secondo me. Sì, questo viaggio non sempre è facile e a volte c'è anche l'allontanamento, quindi persone che magari sono state in un viaggio di consapevolezza, di risveglio del sé, poi abbandonano. A volte si scoprono cose pesanti. Molto pesanti. È più facile abbandonare, però gli insegnamenti arrivati non se ne vanno, rimangono lì e come un semino spuntano. Rimaniamo allora sul collettivo che sta prendendo coscienza e sta ricevendo un messaggio, cerca di non cadere nella lamentela, ma piuttosto trova le risposte per cercare un sano e giusto cambiamento, perché quello che si sta vedendo è quello su cui si era già, niente è successo adesso, magari si è manifestato, ma si era già su questo. Si stava già vivendo questo, non lo vedevamo. Quindi ringraziamo giusto con umiltà il messaggio e poi... E poi ci tiriamo sulle maniche e iniziamo ad andare. Una delle prime cose da fare, parlando di collettivo, appunto, è cercare la vera opportunità che si sta aprendo come quella di fare gruppo. Esatto, persone che hanno la stessa frequenza, che hanno la stessa vibrazione, magari anche la stessa lamentela, e poi insieme, prima ognuno per sé e poi insieme si volge a un risultato, magari ad un risultato più grande nel collettivo, ok? Che magari più grande rispetto a quello che potrebbe essere nel singolo. Molto molto bene, abbiamo 2 minuti dalla pubblicità. Ascoltiamo allora in questo percorso di oggi un altro dei suoni dei tuoi tamburi sciamanici a tua scelta, al 011 siamo con Matteo Beltrame.
Allora Matteo, parlando inter nos, a tuo sentire, per tua esperienza, che cosa spaventa del cambiamento e che cosa invece può essere il vero lato positivo di un cambio di paradigma? Beh, del cambiamento, dal mio punto di vista, fa paura proprio il cambiamento in sé. Spesso ci attacchiamo ad una situazione anche se è paradossale o anche se stiamo male in quella realtà, però è il nostro porto sicuro. Sappiamo tutti che per andare altrove bisogna staccare l'ancora e addentrarci nel mare, dove possiamo incontrare anche tempeste. Magari sogniamo tutti quanti le Bahamas o le Maldive, però per salpare l'ancora ci vuole coraggio. E quindi o quando siamo stanchi, stufi di quella realtà, o quando il sogno di una realtà nuova è davvero grande, secondo me lì arriva il cambiamento e quindi la forza interiore che ci permette di iniziare questo viaggio. Accogliere il messaggio con umiltà e gratitudine non significa accettare che vada tutto bene così o lasciare che le cose stiano così, significa che una lampadina in più si è accesa e che quindi noi abbiamo adesso più strumenti e più possibilità, soprattutto sapendo che adesso ci stiamo incontrando in molti, per attuare i giusti, sentiti passaggi per iniziare a porre le basi o le radici per una realtà anche completamente nuova, in cui riconoscerci di più, ma a partire dal sentire umano e condiviso. Allora, 860, ciao Max e Matteo. Ascoltare il tamburo mi fa venire la pelle d'oca e una leggera forma di inquietudine. Cosa può significare? Grazie della preziosa trasmissione, Alberto. Grazie a te, Alberto, di essere assieme a noi perché vi sentiamo tutti. Il tamburo o la trasmissione risuona assieme a voi. 092, per ora mi sono sentita in sintonia con il primo tamburo. Grazie, Elisetta. Completa il messaggio il 411 che dice: ciao, io ero molto in sintonia con il primo tamburo che mi sembrava più spirituale, il secondo è più un tamburo di guerra, di azione, che si firma Paolo. È un tamburo molto particolare il secondo, non sempre viene suonato. Quando viene suonato c'è qualcosa di profondo da andare a rielaborare sulle persone. Oggi era un tamburo più festoso, i toni sicuramente sono più marcati, sì, quasi a dire di guerra, ok? È una guerra a mio parere buona, forse era più un festeggiamento per la caccia che una guerra. Intanto i messaggi continuano ad arrivare. Caro Matteo, sempre per mia curiosità, permettimi, so che sei diventato papà. Sì. Diciamo da poco, tra virgolette, di tutte le discipline di cui ti occupi e le varie cose che fai. E quando il bambino che salutiamo, che si chiama Riccardo, era nel pancione della mamma, dialogavi con lui anche attraverso lo strumento del tamburo? Allora, noi abbiamo optato per un parto in casa e quindi prima che arrivassero le ostetriche, la mia compagna era in vasca da bagno, nella vasca con l'acqua accesa, aperta, e cantavamo insieme e suonavamo il tamburo. E durante la gravidanza l'ha sentito, ma non tantissime volte, dico la verità. Si è rifatto dopo, infatti ogni tanto va nella camera dei trattamenti e prende il tamburo che più lo ispira in quel momento e lo suona. Questo per me è un grande cambiamento, aver dato libero accesso alla stanza e anche l'utilizzo dei tamburi. È una meraviglia, è veramente una meraviglia. Grazie di questa tua condivisione di questa esperienza. E il 572, buongiorno, volevo proprio inviare un messaggio, sono stata distratta da una telefonata, ma il tamburo e il suono di prima della pubblicità mi è sembrato un suono di guarigione anche fisica. Mi è partito un po' di mal di testa, ma ho sentito solo la parte finale che mi ha fatto respirare profondamente. Non si può scindere l'autoguarigione, mi raccomando, perché è una cosa che parte da noi e finisce con noi stessi, ok? Non si può scindere dall'aspetto fisico, spirituale, emotivo, cioè è un canale. Certo. Dopo abbiamo manifestazioni a vari livelli che possiamo anche noi considerare o vedere, ma la guarigione è l'insieme. Sì. L'autoguarigione. Sì. Ci intendiamo questo processo, anche se parliamo di guarigione, parliamo di questo processo di autoguarigione. E sappiamo benissimo, trattando di olistica, che molto spesso capita che quando c'è una cristallizzazione, un messaggio fermo, un qualcosa di fermo, a vari livelli, vari strati, non solo densi,
può essere che il suo sciogliersi, lo sciogliersi di questo nodo causi anche un malessere, che può essere un'inquietudine o anche un dolorino fisico, Certo, e va accolto e lasciato è fluire. vissuto. E un altro strumento che utilizzo in abbinamento al suono dei tamburi sono le fumigazioni. Parliamo di salvia magari? Parliamo di varie erbe, Ok. mix di erbe, utilizzate appunto per entrare nel sottile e andare a sciogliere quelle famose cristallizzazioni di cui parlavi. Molto bene, grazie. Dopo leggo gli ulteriori messaggi che stanno arrivando. Noi intanto andiamo avanti con questo percorso di oggi. Sentiamo tutti, conosciamo tutti che questa settimana in particolar modo ha dei significati. Diciamo che lavoriamo sul messaggio adesso per quello che possiamo fare con umiltà, ma anche con fermezza e soprattutto fiducia, fede. Siamo in molti e lo siamo sempre di più attenti, che lavoriamo con noi stessi, che condividiamo con serenità questo lavorare con noi stessi senza insegnare nulla a nessuno, ma rimanendo ciò che siamo, anche se serve con il sorriso o con una parola ferma, ma aiutiamoci adesso, seguendo il percorso insieme a Matteo, a vedere cosa ognuno di noi nell'individuale può fare, qual è il messaggio che ci arriva in questa settimana, cosa, respirando bene, cercando la propria calma e centratura, veramente siamo chiamati a fare prima di tutto con noi stessi nel rivolgerci poi al collettivo. Qual è l'aiuto che il messaggio di Matteo ci può portare nell'aprire un po' di più gli occhi sul vero o i veri canali nostri da seguire per il bene, per il meglio. Ok? Caro Matteo, ti lascio allora spazio per tamburo e questa volta anche voce. Lasciamo che sia la tua voce, ok? Ok. Potete fare 3 respiri profondi per lasciare andare tutto quello che non serve in questo momento. Pensieri, preoccupazioni, tutto dentro ad uno scrigno magico che tutto contiene. Senza aspettative, lasciando che tutto ciò che è utile in questo momento venga.
Tu sei qui, ora. Tu sei qui, ora. Lentamente muovete i piedi, le mani e dopo un respiro profondo, dolcemente aprite gli occhi. E oggi abbiamo incontrato il tamburo sciamanico, grazie al nostro Matteo Beltrame. Abbiamo potuto approfondire questo strumento che ci è stato già presentato altre volte, ma che oggi abbiamo voluto proprio conoscere meglio anche come possibilità, opportunità, strumento per conoscere meglio noi stessi in questa situazione che stiamo attraversando, sia individualmente con quello che può comportare a ognuno nella propria singolarità, che collettivamente. Qual è un pochino il messaggio che vi è arrivato? Quale consiglio? Quale sensazione? Quale modalità avete, se possibile, ricevuto per cercare di proseguire il più possibile nella centratura e quindi proseguire, avanzare, possibilmente lasciare da parte la lamentela, ma anzi innovare prima ancora che rinnovare e scegliere il canale della creatività, della solidarietà, in poche parole, dell'umanità. Caro Matteo, abbiamo per così dire sciolto il ghiaccio, ci siamo conosciuti meglio, parlo appunto di un dialogo con noi stessi attraverso queste calde vibrazioni, diverse di volta in volta in base al tuo sentire, in base allo strumento, perché hai suonato 3 tamburi diversi, ok? Adesso, cosa il tuo cuore, il tuo sentire ci suggerisce come consiglio, come appunto approccio al prossimo futuro a venire? Io mi faccio portavoce di ciò che hanno portato a me i tamburi oggi. Diciamo che il primo e l'ultimo, nonostante abbiano una funzione diversa, hanno parlato entrambi d'amore. L'ultimo tamburo ha una serie di cristalli sul retro che richiamano i 7 chakra principali e il batacchio mi portava a suonare in direzione del 4º chakra, del chakra del cuore. Quindi per me è stato, se vogliamo, anche mentale questo suggerimento, mi era sentito dentro. Era un messaggio d'amore che si riallaccia al primo tamburo, che va comunque a connettersi alla gioia di vivere del secondo tamburo che è stato suonato, a questo entusiasmo. Quindi se devo riassumere proprio in 2 parole, direi amore ed entusiasmo. Viaggiare su questa vibrazione, su questa frequenza. Ok, che non significa non soffrire, chiamiamola così, anzi significa prendere coscienza, e sappiamo che quando si è stati seduti per tanto tempo, certo rialzarsi costa fatica, però la cosa bella è che mentre magari qualche tempo fa eravamo chiamati più a un, chiamiamolo risveglio, anche se i risvegli sono tanti, individuali, adesso appunto a un risveglio individuale, adesso appunto la cosa bella è che se ci guardiamo attorno, tanti di noi si stanno accorgendo di un'altra realtà più bella, più grande, più luminosa, più umana, a cui tutti stiamo ambendo e puntando. Grazie di cuore di essere stato qui. Grazie Max. Sempre veramente una bellissima esperienza e caspita è molto forte. Cari ascoltatori, voi rimanete in linea. A tra poco. Grazie Matteo, grande. Grazie.